22 dicembre nella periferia di Padova la 52enne Sandra Pegoraro è morta ieri senza essersi mai ripresa. Tragico destino, nel 2022 era sfuggita ad un femminicidio diventando un simbolo della lotta alla violenza contro le donne. 2 aggressioni in 48 ore per il titolare del ristorante Amelia di Mestre nel mirino dello stesso malvivente. San Silvestro al pronto soccorso per l'uomo furioso per l'ennesimo atto di violenza. Prima il pericoloso botto illegale fatto scoppiare sotto l'auto, poi l'aggressione all'ex vigile che li aveva rincorsi dopo i danni alla sua vettura, la violenza a Mestre. 18enne sfregiato con un coccio di bottiglia nella violenta rissa di Capodanno a Ponte della Priula, ore contate per l'aggressore, indagini dei carabinieri, il racconto dei testimoni impauriti. Vandali scatenati a Tezze sul Brenta nella notte di Capodanno. Decapitata la statua del Bambino Gesù posta in un capitello, razzie e danni anche nel vicino centro anziani. Il singolare caso di Gian Antonio D'Arè, espulso dalla Lega Savignana ma con tessera rinnovata dalla Lega Nord, è un'altra entità politica che dovrà farsi sentire, dice e ribadisce, staccare la spina all'era Salvini. L'emozione di mamma Laura Lucchin per le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ricordato Sammy Basso nel discorso di fine anno, un onore, ha compreso il suo messaggio. Volleyball World in corona la cittadellese Paola Egonu come miglior giocatrice al mondo per il 2024. Nella top 10 anche 2 ex compagne dell'Imocco Conegliano, Joanna Woloz e Monica De Gennaro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali e buon anno, buon 2025 a tutti. In primo piano la cronaca con la tragedia di Sandra Pegoraro. Era stata travolta da un'auto il 22 dicembre alla periferia di Padova, non si era mai ripresa e ieri è morta. Nel 2022 era sfuggita ad un femminicidio. Una vicenda tragica ma anche particolarmente triste, quella di Sandra Pegoraro, 52 anni, l'operatrice sociosanitaria, morta il 1 gennaio all'ospedale di Padova. A maggio del 2022 era sopravvissuta a un tentato femminicidio. Ora invece, davanti al nuovo ostacolo che le ha presentato il destino, non ce l'ha fatta. Il 22 dicembre è stata investita da un'auto in via Ponte Vigo d'Arzere, periferia nord di Padova, un incidente grave, tanto che era ricoverata in terapia intensiva. 10 giorni dopo, proprio il 1 gennaio, le sue condizioni si sono aggravate e lei non ce l'ha fatta. Sandra, nel maggio del 2022, era stata aggredita dal suo ex compagno in un appartamento dell'Arcella e ferita gravemente a coltellate. Un lungo periodo in ospedale, quindi la guarigione fisica, mentre l'uomo era stato condannato un anno dopo per tentato omicidio e lei aveva ripreso a fatica la vita normale, colpita nell'animo e mai più guarita da quel trauma. Era diventata un simbolo per le donne come lei, scampate ai femminicidi, confessando spesso di come la sua vita era cambiata, di come le sue paure e le sue insicurezze la facessero sentire sola, fino al 22 dicembre, quando è stata travolta da un'auto mentre passeggiava in via Ponte Vigo d'Arzere. Tra l'altro in quella stessa zona, il 3 marzo del 2022 c'era stato un altro incidente grave. Un'anziana, a passeggio con un'amica, era stata investita da un'automobile ed era morta 2 mesi dopo. Ed ora questo nuovo incidente, per il quale il destino non ha lasciato scampo a Sandra. 2 aggressioni in 48 ore per il titolare del ristorante Amelia Romana di Mestre, nel mirino dello stesso malvivente. San Silvestro al pronto soccorso per l'uomo furioso per l'ennesimo atto di violenza. Mi sembra di andare in guerra, io non sto più andando al lavoro, la mia famiglia mi vede uscire, mia compagna non dorme più la notte perché è preoccupata, mia figlia è uguale. Abbiamo paura e non sappiamo come difenderci, cioè cosa succede qua? Che poi io devo difendermi e devo aspettare che mi dà una coltellata per primo per potermi difendere. Così Luca Serpente dopo la doppia aggressione subita a Capodanno e la sera del 30 dicembre nel suo locale di Mestre, l'Amelia Romana, lungo via Giustizia tra la stazione dei treni via Milanese. Il 31 sera arriva qua alle 10:30 circa con un mattone gigantesco in mano, un foratino che viene fermato da dei clienti e costretto a lasciare il mattone fuori perché stava entrando dentro col mattone. Te ne devi andare, te ne devi andare.
picchiato da uno sbandato di origine congolese e minacciato insieme ai clienti anche con questo mattone come ripicca per non avergli offerto da bere al banco come preteso invece dall'aggressore. Dove lui comunque mi viene addosso, mi butta giù il telefono, anche lì insomma mi ha procurato delle scoriazioni, delle ecchimosi. Sono andato a farmi refertare all'ospedale di Campo San Piero. Oltre alle botte, minacce, anche i danni alle vetrine del locale infrante la sera del 30. Al rifiuto del proprietario di versargli da bere, lo sbandato, divenuto aggressivo e violento, si è pure sdraiato a terra davanti al ristorante e così ha replicato anche a San Silvestro alla presenza dei 200 clienti, gettando davanti alle porte del locale questo bidone dell'umido. Io sto uscendo con lo spray al peperoncino, veramente sono amareggiato, tanto. Il ristorante di Serpente è tra quelli più colpiti dalla raffica di furti a Mestre. È risaputo che qua ha avuto più di 10 fra tentati e non e riusciti, furti, vandalismi eccetera eccetera. È la zona e quindi è così, adesso io e i miei dipendenti hanno paura anche di fare la chiusura. Qua la sera siamo nel Bronx. Restiamo a Mestre con un altro episodio di violenza accaduto la notte di San Silvestro, un ex vigile al volante ferito e poi aggredito da un gruppo di ragazzi che gli lanciano una bomba, la cosiddetta bomba Sinner, sotto l'auto in corsa. 65enne ex agente della polizia locale in pensione da poco se l'è vista davvero brutta la notte di Capodanno. Prima si è ritrovato un petardo Sinner lanciato contro la sua auto nuova fiammante con danni quantificati in oltre 10.000 euro. È definito la bomba Sinner perché è rivestito di carta arancione come i capelli del noto tennista e gliel'hanno buttata sotto la macchina, facendo esplodere gli airbag e facendo saltare l'impianto elettrico. La macchina ovviamente si è bloccata. L'ex vigile ferito e sotto shock poi è stato anche aggredito dalla banda di ragazzi che gli hanno lanciato il petardo, tutti tra i 20 e i 30 anni, tra cui una ragazza, un magrebino e alcuni italiani. Il fatto a Mestre, alla Bissuola, in via Baglioni. E di tutta risposta si è trovato le mani al collo. Esatto, ma queste sono purtroppo delle situazioni che non dovrebbero succedere. Al vaglio della polizia locale la visione delle telecamere di videosorveglianza lungo la strada in cui si è verificato il fatto per capire la dinamica dell'accaduto e identificare uno ad uno gli autori del lancio della bomba Sinner. È un atto delinquenziale di suo, dopodiché questi non hanno il senso della misura. Già identificati e denunciati invece al Tribunale dei Minori bulli, tutti minorenni, che in centro a Mestre, tra il piazzale Donatori di Sangue e Piazza Barche, hanno lanciato in aria quanto incontravano lungo il loro passaggio, tra tavolini, sedie e fioriere, sequestrato un macete oltre diverse dosi di sostanze stupefacenti. 2 infine i DASPO emessi a Venezia di 48 ore nei confronti di altrettanti turisti americani molesti perché decisamente ubriachi. E potrebbe avere le ore contate. L'aggressore, il 18enne sfregiato con un coccio di bottiglia la notte di Capodanno a Ponte della Priula, siamo nel Trevigiano, c'è e resta la paura tra i residenti. Il comune di Susegana è pronto a prendere contromisure. Eravamo in casa, ho sentito urla, tante urla, e mi sono affacciato e c'era una scena assurda. C'era una trentina di persone, 20-30 persone in mezzo alla strada che si menavano, lanciavano oggetti, urla, poi hanno iniziato a gridare così lo ammazzano, così muore, sangue. Sono ancora scossi i residenti di via Tempio Votivo a Ponte della Priula dopo il Capodanno ad alta tensione vissuto nei pressi della stazione dei treni con un aggressore ancora a piede libero ma che potrebbe avere le ore contate. Il cerchio si starebbe stringendo su un giovane uomo di origini nordafricane con i carabinieri che hanno raccolto diverse testimonianze e passato al setaccio le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza privati. Si stanno così ricostruendo le fasi che hanno portato allo sfregio di un 18enne italiano di seconda generazione residente a Montebelluna, colpito prima all'orecchio poi in pieno volto con un coccio di bottiglia usato come fendente. Siamo usciti perché questo ragazzo urlavano che stava morendo, quindi ci siamo avvicinati, abbiamo chiamato un'ambulanza, carabinieri che poi erano anche già stati avvisati.
per provare a vedere, magari prestare il primo soccorso, però è stato difficile anche riuscire a comunicare perché erano agitatissimi. Le tracce rimaste a terra parlano di una traiettoria folle che forse solo per un soffio non si è trasformata in tragedia. La dinamica ricorda da vicino quella che ha portato alla morte di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito a metà dicembre in via Castelmenardo a Treviso. In questo caso però non ci sarebbero sullo sfondo questioni legate alla droga, ma futili motivi, una lite degenerata tra i fumi dell'alcol. Restano la paura e una situazione di degrado più volte segnalata anche nel recente passato. Noi abbiamo 3 figli, siamo in casa, io esco alle 6 del mattino e trovo ancora gente ubriaca che gira per la piazza, il locale è ancora aperto che stanno chiudendo in quel momento, quindi la situazione non è rosea, cioè è abbastanza pericolosa per quel che mi riguarda e da 3 mesi a questa parte ancora di più. Esasperazione di cui si vuole fare carico l'amministrazione comunale, questa la prima mossa. Noi abbiamo già contattato in maniera informale il gestore e prossimamente lo convocheremo per cercare di capire quali azioni mettere in campo tutti insieme per contrastare questi fenomeni ai quali noi non eravamo assolutamente abituati e che vogliamo respingere con forza. Andiamo a Vicenza perché dopo il Capodanno blindato di Viale Roma si guarda alle prospettive tracciate per le future zone rosse, aree critiche in tema di sicurezza che ogni città dovrà individuare. È stato un Capodanno in cui per fortuna non abbiamo registrato in città, in provincia invece qualcosa di grave sì, incidenti gravi legati a botti o petardi. Purtroppo come ogni anno, nonostante l'ordinanza, ne sono stati esplosi però molti anche in città, quindi causando per esempio grande disagio agli animali domestici. È il bilancio del Capodanno in città, tracciato dal primo cittadino, che ha visto Viale Roma blindato per la festa di piazza. Misure di sicurezza stringenti che saranno mantenute anche in vista del mercato dell'Epifania tra il 4 e il 6 gennaio, che distribuirà un gran numero di persone in centro storico. Zone attenzionate sulle quali si affaccia la prospettiva tracciata dal Viminale della conversione in zone rosse. Campomarzo, la stazione, il quadrilatero potrebbero essere le deputate, zone critiche insomma per degrado o nelle quali proliferano episodi di microcriminalità e spaccio da cui poter così allontanare i soggetti considerati pericolosi, percepiti come minaccia all'ordine pubblico. Una misura che ha debuttato a Milano e richiesta attraverso una direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che invita i prefetti di tutta Italia ad individuare le zone più problematiche in tema di sicurezza. Si tratterebbe di aggiungere un ulteriore tassello alle misure già presenti per tutelare i cittadini e la fruibilità degli spazi pubblici. Ogni strumento può essere utile per tenere a riparo, per garantire la sicurezza in particolare di alcuni luoghi. È chiaro che poi il nodo vero è avere le forze dell'ordine, avere un numero di forze dell'ordine sufficiente per far rispettare questi divieti, per farli funzionare. Vicenza per esempio ha una storica carenza dal punto di vista del personale della questura, che poi è quello che in città, nei capoluoghi, garantisce più di ogni altro la sicurezza nel nostro territorio, quindi oltre alle misure la cosa importante è che arrivino gli uomini e i mezzi. E sempre nella notte di Capodanno, vandali scatenati a Tezze sul Brenta, presa di mira anche la statua del bambinello posta su un capitello. Siamo in periodo di Natale, vedere questi fatti che è successo anche 2 anni fa, lo stesso fatto. 2 anni fa, sempre la notte di Capodanno, hanno messo un petardo nel braccio del bambino, è partita tutto il busto di San Giuseppe. È stato recuperato, abbiamo riparato. È un episodio grave quello toccato al capitello di San Giuseppe lungo la pista ciclabile che collega le frazioni di Campagnari e Belvedere a Tezze sul Brenta. Il povero bambinello in braccio al santo, che 2 anni fa aveva subito la stessa sorte, manca della testa staccata di netto e lasciata ai piedi della statua la notte di Capodanno. Un gesto quasi di stizza, secondo Franco Cerantola, che questo capitello lo ha costruito. Io sono convinto che è passata una squadraccia di ragazzi che non so, forse erano un po' alticci, perché abbiamo trovato anche una bottiglia vuota di Jägermeister.
Penso che hanno dato con la bottiglia, hanno dato sulla testa di Gesù Bambino e l'hanno troncata. A Tezze tutti sono già al lavoro per riparare il bambinello, ma una ferma condanna arriva anche dal sindaco Luigi Pellanda, che da mesi fa i conti con raid vandalici nel suo comune. Non è possibile accanirsi contro questi capitelli, contro queste immagini votive, no? Che hanno anche un profondo significato religioso per quanti ci credono. E se sono i nostri ragazzi, i nostri figli, credo che abbiamo tutti il dovere di fare una riflessione su come li educhiamo questi ragazzi. A poche centinaia di metri dal capitello, la notte di Capodanno, una banda di vandali è entrata anche nel centro anziani. Un disastro scoperto alla riapertura, sedie e tavoli buttati per terra, cassetti aperti. Rovistato all'interno dei frigoriferi, i tavoli buttati all'aria, le sedie, sono atti proprio di vandalismo. È il terzo raid in pochi mesi in questo centro anziani gestito da volontari. Se lungo la pista ciclabile le telecamere mancano, qui ci sono. Mi verrebbe di fare un appello, insomma, alle famiglie, a questi ragazzi che si presentino nel mio ufficio anche in incognito, perché abbiamo il dovere di educare, abbiamo il dovere di far capire loro che questo gesto è un gesto che non va fatto e che quindi devono anche rimediare dal punto di vista economico, secondo me. Si facciano avanti. E adesso la politica con il caso Gianantonio Darè, espulso dalla Lega di Salvini nel 2024, ma che ha ricevuto la tessera della Lega Nord pochi giorni fa. Leghista patentato, ripeto, anche per l'ultima tessera della Lega Nord, quella che mi è stata inviata il mese di dicembre, dove sono ancora della Lega Nord, sottolineo, e non la Lega Salvini Premier, per Salvini Premier. Anzi, per Salvini vice premier a questo punto. Nessuno può dire a Gianantonio Darè di non essere leghista. La Lega Nord infatti gli ha rinnovato la tessera, cosa che fa puntualmente dal 1992. La lettera firmata dal Consiglio federale, che resta in via Bellerio, gli è arrivata a casa sotto Natale e poco importa se la Lega per Salvini Premier lo abbia espulso nella primavera del 2024 senza tanti complimenti. Insomma, Darè è la dimostrazione plastica dell'esistenza di due leghe. La Lega Nord esiste come? Ha purtroppo 49 milioni di malagestio e quelli sono in carico alla Lega Nord. La Lega Salvini Premier si è svincolata da questo, per questo sono due entità politiche diverse, ma che nascono comunque dalla Lega Nord. Una Lega Nord dal passato glorioso ma oggi di fatto commissariata, che potrebbe diventare però il modo più facile per smarcarsi dalla gestione Salvini e tornare a puntare sulla questione settentrionale. Questa resta la priorità per Darè. Tutti devono prendere atto che questa Lega Salvini Premier non è assolutamente e non rispecchia sicuramente il nostro territorio. Deve prenderne atto anche Zaia. Certo che sì. Zaia, che Darè vedrebbe bene a Roma nell'esecutivo Meloni, magari al posto di Daniela Santanchè. Io lo vedrei bene come ministro al turismo, visto che c'è qualche ministro che mi pare un po' in difficoltà. Un ripasto di governo potrebbe essere prossimo, e un buon ministro come Zaia al turismo, che è la prima voce, diciamo, del PIL del Veneto e non solo del Veneto, sarebbe veramente un punto in più. Quanto a Salvini, un sostituto ci sarebbe già, basta guardare più a est. Io vedo molto bene Federica per il semplice motivo che è stato parlamentare, è presidente di regione, quindi mette assieme la politica romana assieme alle esigenze del territorio. All'orizzonte il voto per le regionali in Veneto, ancora da fissare e pieno di incognite, tranne una. O con la Lega o senza la Lega io ci sarò. La tessera ce l'ha già. Certo, una sì, sicuramente. Ha insegnato a vivere una vita piena nonostante le difficoltà, così il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato Sammy Basso nel suo discorso di fine anno. Ho incontrato valori e comportamenti positivi e incoraggianti nel volto, nei gesti, nelle testimonianze di tanti nostri concittadini. Li ho incontrati nel coraggio di chi ha saputo trasformare il suo dolore, causato da un evento della vita, in una missione per gli altri,
Li ho letti nelle parole di Sammy Basso, che insegnano a vivere una vita piena oltre ogni difficoltà. E le parole del presidente Mattarella hanno commosso e inorgoglito i genitori di Sammy. Gli occhi sono lo specchio dell'anima e in quelli di Laura Lucchin, la mamma di Sammy, c'è tutto l'orgoglio di un genitore, c'è un oceano d'amore bagnato dalla commozione e c'è la forza, ereditata proprio da Sammy, di voler guardare al futuro con fiducia. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non se le aspettavano né lei né il papà Amerigo, ma come tutte le belle sorprese hanno saputo regalare un'emozione indimenticabile. È stato veramente un onore sentire il nome di mio figlio durante il discorso finale di fine anno. Il Presidente Mattarella ha accolto veramente pieno quello che è Sammy, quello che ha dato in tutti i suoi anni di vita. Si è speso tanto per tutti, ha dato il massimo, anche quando noi chiediamo di rallentare un attimo, ma lui diceva sempre no. Non c'è tempo, devo andare avanti. Un riconoscimento per Sammy, a cui il presidente Mattarella ha saputo dare il giusto tono, il giusto valore, il giusto spazio, cosa che in passato, quando Sammy era vivo, non tutti hanno saputo fare. E qui gli occhi di Laura Lucchin riflettono un po' di rammarico. Sì. Per tante persone succede la stessa cosa, quando vengono a mancare si capisce il vero peso e quello che hanno dato nella loro vita. Sì, lo penso anch'io che probabilmente aver dato più spazio, più parola a Sammy, perché veramente aveva tanto da dire. Sono stati giorni emotivamente impegnativi questi per mamma Laura e papà Amerigo, nominati oltretutto genitori dell'anno da Famiglia Cristiana. Noi abbiamo fatto la semplice famiglia, accompagnato Sammy, spronato a fare di tutto senza porgli mai dei limiti, anzi gli abbiamo sempre detto vai, noi ci siamo. Lui ci manca tanto, manca tantissimo, sempre però sapendo che lui continua ad esserci. Se Sammy da casa avesse visto il presidente Mattarella citarlo, nominarlo e insomma prenderlo ad esempio, che cosa avrebbe detto? Allora, probabilmente non potrei dirlo in una telecamera. No, si sarebbe sorpreso, avrebbe detto, ci sono tantissime altre persone che meritano di essere nominate dal Presidente Mattarella, però poi penso che gli avrebbe fatto veramente tanto piacere. Due notizie di sport. È morto a 80 anni Aldo Agroppi, ex calciatore, allenatore e opinionista. Uno scudetto sulla panchina del Torino nel 1976. Dopo aver riportato il Pisa in Serie A, viene chiamato dal Padova che allena nella stagione 83-84. Un'esperienza breve perché si dimette dopo 3 mesi per motivi personali. Con un'immagine, la vedete listata a lutto sul proprio sito internet, la società biancoscudata si stringe attorno ai familiari e agli amici di Aldo in questo momento di dolore. Volleyball World, portale collegato alla Federazione Internazionale di Pallavolo, ha incoronato Paola Egonu come miglior pallavolista al mondo per il 2024. L'atleta, nata a Cittadella e cresciuta a Galliera Veneta, alta padovana, oro olimpico con la nazionale a Parigi, ha preceduto in classifica 2 schiacciatrici, la brasiliana Gabi e la statunitense Plumer. C'è tanto di Veneto in questo riconoscimento, il commento del presidente della regione Luca Zaia. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie ancora per essere stati con noi e ancora buon anno. Arrivederci.